Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una 55esima edizione, quella di Verona Fiera, basata sul business, 1000 top buyer, 60 paesi, 4400 aziende, un fermento non solo per la città di Verona ma per l'Italia in assoluto. Vi porteremo in un percorso straordinario tra le autorità, le cantine sarde, ma soprattutto tutti gli avventori, tutti i protagonisti della sezione Horeca dei ristoranti, i buyer e tutte quelle che saranno le connessioni di un Vinitaly che avrà un fatturato di 33 miliardi di euro. Col diretto in grande spolvero qui al Vinitaly. Sì, sicuramente la grande attenzione rispetto a un comparto straordinario che tra l'altro valorizza tutti quelli che sono i nostri territori anche sotto un punto di vista turistico, e la Sardegna sicuramente è uno dei più belli che noi possiamo offrire non solo ai nostri cittadini italiani ma ai tanti turisti che vogliono vivere un'esperienza unica, e perché non farlo in Sardegna con le sue eccellenze. La Sardegna, come tutte le regioni d'Italia, ha eccellenze, fanno un lavoro straordinario, ma non mancano non tanto le difficoltà ma l'impegno su alcuni temi. La battaglia contro il cibo sintetico, la battaglia che insomma sarà, sicuramente se ne parlerà anche per i prossimi anni. Sì, sicuramente il cibo sintetico è una di quelle cose che cerca di standardizzare tutti i nostri sistemi produttivi, va esattamente in contrapposizione rispetto a quella che è un'idea invece di distintività che noi dobbiamo valorizzare, perché è quella che il mondo vuole in termini di esperienza, di degustazione, di sensazioni, che grazie anche ai nostri vitigni autoctoni, se parliamo del settore vitivinicolo, possiamo regalare ai cittadini di tutto il mondo. Ma mi piace anche sottolineare una sfida che dobbiamo mettere in campo per dare una risposta concreta ai nostri produttori della Sardegna, che è legata alla logistica. Dobbiamo diminuire quelli che sono i costi che sostengono, dobbiamo creare le condizioni perché la Sardegna possa essere competitiva come qualsiasi altra regione italiana, e non è corretto che debba pagare un gap di carattere logistico rispetto a tutti gli altri, che sottrae potenzialità e possibilità di crescita e di sviluppo. Io penso che questo sia uno dei grandi temi che noi dovremo porre alle nostre istituzioni, e dando una risposta concreta a chi vuole valorizzare un territorio che, come dicevamo prima, è straordinario. E allora sì, prende il via nel vivo di questa 55esima edizione. Assessore, tutta basata sul business. Sul business e sulla capacità che una regione come la nostra, che è unica al mondo, possa effettivamente esprimersi come di dovere. Finalmente abbiamo uno spazio che è migliorato rispetto all'anno scorso. Abbiamo degli stand con dei banchi perché per la questione Covid purtroppo mancavano, e quindi ci sono state molte richieste da parte dei produttori di avere i tavoli dove poter degustare i nostri vini e far assaggiare i nostri vini. Sto constatando che c'è, quindi ci sono nuovamente, sono tornati dopo il Covid i tavoli della degustazione, c'è una presenza molto ampia da tutto il mondo che viene qui ad assaggiare i nostri vini e anche altri vini, ma chiaramente parlo per i nostri sardi, e quindi per adesso la contentezza e la soddisfazione c'è. Tanti appuntamenti, tante strette di mano, ma soprattutto tante connessioni che ci permettono di posizionare la nostra Sardegna nel parterre internazionale del vino, ma non solo.
Già lo è, infatti la nostra collettiva Regione Sardegna ha 72 cantine, quindi 72 produttori, più tutti i produttori fuori dalla collettiva arriviamo a più di 100 cantine e contiamo l'anno prossimo di prendere noi in collettiva 80 e c'è una grossa partecipazione e una grossa richiesta. Quest'anno siamo tutti col sorriso, il sorriso della Sardegna, ma soprattutto Laura è arrivata qui per dimostrare che cosa? Ma innanzitutto per dimostrare la presenza nel mondo della viticoltura, ma soprattutto nel mondo dell'agricoltura in tutta la regione, ma in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Lahore è la punta di diamante, mi perdoni la presunzione, è la punta di diamante dell'assessorato all'agricoltura per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda l'assistenza tecnica, per quanto riguarda tutto ciò che può coinvolgere il mondo della produzione. Quindi siamo orgogliosi di queste persone che sono qui presenti, che rappresentano con i loro vini eccellenti, ma direi di più eccezionali, una intera regione. Direi che è un'edizione molto avvincente e anche business. Bisogna sfruttare quello che è stato purtroppo i momenti della pandemia. L'anno scorso è stato forse un Vinitaly che la gente ha avuto paura di partecipare, che temeva quello che poteva essere. Quest'anno grande coraggio, tutti qui presenti, voglia di ripresa, ma soprattutto una qualità dei vini eccezionale. L'associazione Epule che tu gestisci da tanti anni insieme ai tuoi fidati collaboratori e tutti i soci ha dato tanti premi, tante belle soddisfazioni, ma soprattutto un qualcosa di forte per far vedere i muscoli della nostra Sardegna. Bravo, mi piace questa parola dei muscoli, sì, perché forse a molti sfugge il fatto che la Sardegna è muscolosa. La Sardegna, tutta l'Italia è cresciuta in maniera esponenziale a livello di qualità. La regione Sardegna forse è quella che si è espressa al meglio in questi ultimi 5 anni e qui ha mostrato veramente dei muscoli. Tu considera che il nostro premio, che è un premio nazionale, in questa occasione abbiamo premiato solo i vini sardi per una scelta, ma il nostro concorso continua ad aprile e a maggio per poi finire il 10 di giugno dove tu sarai, a Poggio dei Pini, un evento molto bello che si chiamerà Sotto la Luna, i pezzi da 90 dell'enologia italiana, che sarà completato da un bellissimo concerto musicale, 12 canzoni inedite, tante cose belle. Devo dirti che quindi è stato piacevolissimo e far capire a tutti i partecipanti che i premi non erano premi dati a caso, noi siamo non profit, quindi non guadagniamo, non abbiamo nessun interesse a votare di più. Però come dicevo ieri siamo da 47 anni in linea di massima professionisti del settore, non abbiamo paura di dire quando un vino vale veramente. Ho spiegato che nei concorsi di cui anche io faccio parte, mondiali, si corre un po', ok? Nel nostro concorso c'è un rispetto maggiore, nel senso che possiamo andare più lentamente, quindi 1000 vini degustati, ma degustati con attenzione. Ecco perché ho fatto i complimenti a un'azienda che non è riuscita a salire sul podio con 95 centesimi presi, e io però ho fatto i complimenti, ho detto mi complimento con la giuria del Vinitaly, perché nonostante si corra ha dato un punteggio importantissimo al vostro vino, un 95 centesimi. Noi che non corriamo abbiamo potuto dare il punteggio vero e quindi è preso un platino con 98. Questo è proprio far capire che però una giuria in velocità ha riconosciuto la grande qualità dei vini sardi. Il Vinitaly sicuramente è una fiera internazionale del vino, ma la Sardegna si presenta anche con l'olio e lo fa con una delle aziende leader. Come è importante veicolare anche l'olio nel nostro settore vitivinicolo? È importante perché praticamente è un connubio che noi abbiamo sposato da tanto tempo e questo ci aiuta molto in concorsi nazionali e internazionali, cui la nostra azienda sarda è leader in Italia e nel mondo. Infatti anche qua siamo stati premiati al Solo AgriFood come miglior olio biologico al mondo. Non solo, anche l'Ercole Olivario ci ha conferito il premio come miglior olio d'Italia, primo e secondo posto, e anche impresa donna mai riuscito a un'azienda in Italia. Oggi siamo qui per parlare di vino appunto, ma l'importante del prodotto sardo, l'importante di parlare dei cibi sintetici che in questi momenti, in questi mesi, ma probabilmente anche per il futuro saranno in auge come discussione. Noi ci rivediamo in Sardegna per gustare l'olio sardo.
Grazie a tutti e vi aspettiamo, anche praticamente noi siamo presenti in tutti quanti i canali commerciali dell'Horeca con il nostro prezioso olio. Salute a tutti. Siamo al Vinitaly il primo anno vero dopo la pandemia, ci aspettiamo una grande fiera e dei risultati molto importanti per tutta la regione. Voi portate la vostra profondità di gamma, le novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno intanto sono tutte le nuove annate che l'azienda produce, quindi presentiamo qua a Vinitaly tutte le nuove annate ai nostri importatori, ai nostri distributori nazionali e internazionali. Stiamo creando delle nuove etichette, soprattutto una che attualmente non sveleremo, ma sarà un grande vino che nei prossimi mesi uscirà dalla cantina, che avremo qua poi in anteprima per Vinitaly 2024. Restiamo qui ancora da Audaria perché, come vi abbiamo detto, i 60 paesi, 1000 top buyer, vediamo Nicoletta Pala in operatività con il Giappone addirittura. Nicoletta, Panorama Sardo è qui che vuole testimoniare le connessioni fra la Sardegna e il resto del mondo. Assolutamente, quest'anno finalmente c'è il ritorno anche dell'Asia, come insomma vediamo qua con Mayuko. Siamo entusiasti di poter riniziare insomma le nostre collaborazioni e portare insomma la piccola bandierina sarda anche oltreoceano. Do you like Sardinia wine? Yes, I love it. I love it. Mi piace tanto. Le piace tanto? Sì, sì. È mai stata da Audaria? Penso di sì. English, please. In the country Audaria, in the location. Not yet, but I really like their pictures. It's very nice. Yes, one time, yes, I would like to visit there. Verrà presto. Verrà presto. Thank you, good travel e good work. Nicoletta, prima di lasciarti all'operatività, questo Vinitaly Business vi piace? Assolutamente, quest'anno penso ci sia tanto entusiasmo in generale e soprattutto diciamo che la ripresa anche di tutti i nostri clienti, e quindi finalmente diciamo che riusciamo a rincontrare un po' tutti i paesi, e questa penso sia la cosa più bella di questa edizione. La cantina Audaria già da qualche tempo ha sposato quelli che sono gli eventi in vigna, gli eventi nella struttura della cantina stessa. Tu e i tuoi colleghi siete insomma quelli che gestiscono la parte del settore esatto turistico della cantina, siamo per tutto l'anno quindi con le degustazioni, e adesso appunto vi aspettiamo magari durante il periodo estivo con le degustazioni al tramonto, in quanto la vigna, la cantina diciamo si presta proprio anche a una degustazione al tramonto con vista sulle vigne, quindi molto particolare. Ringraziamo Chiara della cantina Audaria, adesso andiamo ad ascoltare una simpatica wine lover sempre della zona di Serdiana. Francesca, i vini di Audaria ti sono particolarmente gustosi, avezzi? Tantissimo, anche se comunque sia parto sempre dal presupposto che bisogna bere responsabilmente. Però diciamo che sono proprio vini che sono molto freschi, quindi comunque sia quando si fa un aperitivo in compagnia, secondo me è veramente una chicca in più che fa la sua figura. I giovani sono abituati ai drink, agli spritz e così via discorrendo. Il vino in contesti come quello di Audaria comunque attira il pubblico giovanile. Sì, attira il pubblico giovanile perché? Perché sicuramente ciò che riguarda i drink e tutto ciò che riguarda magari la discoteca, la movida, quando comunque sia si fa qualcosa in una cerchia più ristretta, come può essere una cena fra amici, si va più sul vino, si va più sulle bollicine, si va più su ciò che è più classico. Ci hanno spoilerato che il tuo vino preferito è Bessiu, è vero? Assolutamente sì. La novità di quest'anno sono le degustazioni, oso dire da cronista, comode, non come quelle dell'anno scorso che erano ancora un po' contratte, e abbiamo visto subito che dall'apertura c'è stato diciamo, l'avvicinamento da parte degli esperti, degli avventori, quindi questo quanto è soddisfacente visto che c'è stata questa rotazione negli ultimi 3 anni? Beh, effettivamente è un punto focale questo che stiamo toccando,
per parlare di vino è bene che ci si guardi in faccia, che ci sia la vicinanza per poter creare anche quella situazione, diciamo, di passione che diversamente col distacco non era così facile da portare a casa, insomma, quindi non possiamo che essere contenti. Cercheremo anche da questo punto di vista di raggiungere, come dicevo anche prima, quante più persone possibile, ma finalmente si riparte. Mi pare che questo sia il concetto da esprimere maggiormente. Ci ha raggiunto il presidente della cantina storica di Sant'Adi, presidente Pilloni. Le chiedo subito, presidente, parto da cronista da una sua famosa frase: il sole deve splendere per tutti. È vero, il sole necessariamente splende per tutti e noi prendiamo quella piccola parte di sole che la natura ci ha assegnato. Presidente, in tante edizioni, tanti cambiamenti, quest'anno sembra sempre l'anno giusto, ma soprattutto un anno che si migliora di volta in volta. La Sardegna sta riuscendo a ritagliarsi questo spazio che merita? La Sardegna ha fatto, nello scorrere di questi anni che io mi occupo di queste cose, c'erano allora un po' di cantine sociali e 2 o 3 cantine private. Oggi invece la Sardegna è presente nel mondo, ci sono anche piccoli operatori che fanno buon vino e questa è una cosa molto 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 interessante. Ora, cantine sociali purtroppo ne hanno chiuso parecchie, però quelle che ci sono operano anche loro in modo molto, molto dignitoso. Bene, bene. È una cosa che dobbiamo fare, è un impegno, è un lavoro e quello che facciamo di buono serve a onorare la nostra terra. Dal punto di vista qualitativo della vinificazione stiamo andando molto forti, stiamo crescendo costantemente, non ci dobbiamo mai cullare però su quello che è stato fatto, dobbiamo continuare a crescere, sviluppare, aggiornare tutti i disciplinari, tutte quelle vecchie DOC che abbiamo ormai, che non riescono quasi più a sposarsi con i nuovi mercati, e lavorare a una sempre maggiore crescita nel livello della professionalizzazione sia dal punto di vista viticolo che dal punto di vista enologico. Quindi Mura, possiamo dire che la Sardegna finalmente si può sedere al tavolo, qui ci sono tanti vostri colleghi nazionali del resto d'Italia, si può sedere al tavolo e dire la sua, ma soprattutto avere un valore sempre più forte. La Sardegna lo può fare anche e soprattutto in virtù di quello che è stato l'approccio del nuovo ministro all'agricoltura, il ministro Lollobrigida, nei confronti delle produzioni agricole italiane, che sono ritornate al centro dell'azione del governo nazionale, al centro dell'azione della strategia dei mercati italiani, contro tutti quei sistemi che vorrebbero sostituire le nostre produzioni di qualità con carni sintetiche, oppure che vorrebbero etichettare i vini nel resto del mondo come prodotti dannosi per la salute. Sappiamo benissimo tutti quanti che un uso eccessivo sarebbe dannoso per la salute, ma questo vale per il vino come vale per qualsiasi altro prodotto che contenga alcol o zuccheri. Pertanto noi siamo dalla parte del ministro Lollobrigida nella difesa di quella che è la peculiarità e della qualità italiana, e cerchiamo di dare il nostro contributo portando alto il valore di quella che è la Sardegna. Soprattutto non si accompagna con le nostre scelte alimentari, con le nostre diciamo, identità alimentari. Direi che è fondamentale invece difendere l'agricoltura, quell'agricoltura identitaria che ci permette non solo di avere una produzione agroalimentare, ma ci permette di comunicare il binomio prodotto-territorio, ed è l'occasione per la quale noi siamo il paese più visitato al mondo. Il mio Veneto è la regione più turistica d'Italia, dove si mangia, si beve male, non si fa turismo. Con i grilli e le cavallette ho l'impressione che andrà male. Noi esportiamo 2 miliardi e 800 mila euro in valore di vini, veniamo dopo Francia, Spagna e Italia, dopo di noi viene l'Australia con tutto il suo export e il Cile, che ne dà una dimensione di quanto importante sia il vigneto veneto anche nei mercati internazionali.
Un'altra azienda leader del mercato sardo, ma sicuramente anche l'estrazione della zona è fondamentale, è Giuseppe Sedilesu. Ben trovato Salvatore, un'edizione straordinaria basata sul business, quest'anno la 55esima, ma abbiamo visto tante nuove connessioni. Grazie e benvenuti. Un momento per eccellenza per il lavoro che facciamo noi, per la presentazione dei prodotti, il Vinitaly, quindi grande occasione per cui non possiamo mancare. Sempre un grande affare, no? Bisogna accogliere tutti, far gustare i nostri prodotti, le nuove annate, in qualche maniera dare anche in maniera dinamica quella che sono le vivacità, le fantasie delle annate, così come natura vuole. Quest'anno avete due novità. Sì, quest'anno abbiamo due etichette, sia Sispanu sia Murruzzone, sono due cosiddette ghirada. Ghirada è il termine che nel nostro dialetto contraddistingue le vigne o le partizioni di vigna. Sono ottenute dal vigneto storico della famiglia Sedilesu, quindi con le vigne diciamo più antiche di proprietà, quasi centenarie, fino alle vigne che hanno circa 30 anni. Infatti si chiama Ghirada Murruzzone, che è il nome toponomastico di questa vigna storica dell'azienda, della famiglia, e Sispanu invece il vigneto più giovane dell'azienda. Cioè il primo frutto di questo vigneto l'abbiamo voluto proporre proprio in purezza e in cru da questo vigneto, e speriamo di coinvolgere ancora i sensi e il piacere del nostro pubblico. Noto dal vostro packaging che voi nascete con la mitica maschera del Mamuzzones, e poi qui vedo raffigurati sempre una grafica che ricorda la nostra Sardegna. Sì, devo dire la verità, siamo sempre orgogliosi di questa figura del mammutone che ci ha ispirato dall'inizio e ci aiuta sempre a radicare la nostra vita, il nostro lavoro e i nostri frutti in questo piccolo paese di Mamoiada. E poi diciamo che nelle etichette cerchiamo di rappresentare quello che realmente è per noi questi vigneti, queste ghirade. Per esempio si parte ad ottenere questa etichetta di Murruzzone con la forchetta con cui si infilano le barbatelle nel terreno. Il Vinitaly è connessioni e incontri, e noi, le nostre telecamere, hanno incontrato un amico di Panorama Sardo, Tigelio Danese. Tigelio, buonasera, siamo qui al Vinitaly, la Sardegna è in splendida forma. Splendidissima forma, la fiera è sempre bella, il mio augurio è che per tutte le cantine sarde che sia un gran Vinitaly e che ci siano davvero delle grandi prospettive per il nostro territorio. La nostra isola ha davvero tante sfaccettature e ha davvero tanti territori che sono dediti alla viticoltura. La Gallura è uno di questi. L'azienda Surrao ne è protagonista insieme ad altre aziende come questa, ma in particolare Surrao ha una storia di cultura, una storia di vino e anche una storia di presenza su quel territorio. Surrao è una delle aziende che negli ultimi anni ha avuto un exploit commerciale e anche di promozione del territorio molto importante. Siamo fortemente legati a questo territorio perché non solo è la culla dei nostri vini, ma anche perché è il nostro luogo dove riusciamo comunque a promuovere una cultura locale in maniera autentica, genuina e diretta verso il pubblico. Vini come Scialla sono da anni che sono sempre nel top 10 dei massimi prodotti vitivinicoli. Quest'anno avete delle novità o continuate a spingere la vostra linea? Allora, la nostra linea è confermata in toto. Le novità di quest'anno sono la presentazione di un nuovo Cannonau, una riserva, si chiama Pentima,
È un progetto che nasce da una particolare vigna che per noi è molto vocata, ha un significato molto importante per la qualità di questo vitigno. È stata diciamo, ricostruita negli ultimi anni e il processo si è portato a termine con la presentazione appunto di questo Cannonau Riserva. Mentre invece per quanto riguarda sempre una novità che stiamo presentando esclusivamente qua al Vinitaly, è un prodotto di nicchia, diciamo, una piccola produzione, poche bottiglie, si chiama Sentieri di Pietra, è un vermentino macerato che vendiamo in esclusiva soltanto ai clienti della nostra cantina, ai nostri ospiti. Il progetto è legato ad una mostra fotografica presente in azienda che si chiama appunto Sentieri di Pietra di Salvatore Ligios. Ogni bottiglia presenta una diversa fotografia appunto della mostra, che sono presentate anche qui nel nostro stand. Quindi quest'anno abbiamo deciso di legare il Vinitaly a questo nuovo evento. Bene, quindi che dire, dal continente Sardegna, come piace dire a noi di Panorama Sardo, vi abbiamo mostrato un altro territorio straordinario. Continuiamo il nostro viaggio con le altre aziende qui alla 55esima edizione del Vinitaly. Uno dei suffissi che ci accompagna da sempre in Panorama Sardo, ma anche nella scorsa edizione, quest'anno fortemente presente con un nuovo stand, la cantina Suentu. Qui davanti a noi abbiamo alcuni prodotti di questa magnifica azienda sarda. Suentu, il vento, Valeria Pilloni ci ha portato a questa 55esima edizione. Sì, è una bella inaugurazione quest'anno. Ci siamo rinnovati con un nuovo stand, siamo pronti, diciamo, a far assaggiare i nostri prodotti, i nostri vini della Marmilla, a far conoscere il nostro piccolo territorio molto interessante sia dal punto di vista anche turistico e delle produzioni locali. Valeria, voi avete sposato già da diverso tempo, diversi anni, la formula territorio, Marmilla, percorso, turismo esperienziale. Prima del Vinitaly avete avuto un evento sold out straordinario. Come è impegnativo portare il brand Sardegna in giro per il mondo, ma anche in Sardegna? Impegnativo, ma alla fine poi è una grandissima soddisfazione, quindi il nostro piccolo territorio, la Marmilla, vederlo in giro per il mondo, ecco, è una grande soddisfazione per noi. La nostra cantina è una cantina aperta sempre, ci piace, crediamo fortemente nell'importanza di aprire ai wine lovers e quindi ecco, questo è molto impegnativo, però ci dà sempre grande soddisfazione e comunque crea quel legame anche con il visitatore che secondo noi durerà poi per sempre, un ricordo di un'esperienza che non potrà mai dimenticare. Quest'anno avrete delle novità oppure la vostra gamma che vediamo alle tue spalle ha sempre una vasta scelta sul prodotto sardo? Quest'anno a livello di vini confermiamo tutte le nostre etichette, la novità è sul lato della grappa perché questo Natale appunto abbiamo inaugurato la nostra grappa di Bovale. Quindi questo nostro impegno nei confronti di questo vitigno che sta riscoprendo negli ultimi anni una nuova vita, ecco, si chiude qua un sottoprodotto, no, della trasformazione che erano appunto le vinacce, le utilizzavamo come fertilizzante nel suolo, adesso sono diventati una grappa di Bovale. Quindi ecco, si chiude un po' il cerchio del Bovale. Chissà poi in futuro se ci sarà qualche nuova etichetta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. La Proloco di Pattada vi aspetta nel suggestivo scenario del Monte Acuto sabato 29 aprile con la nuova edizione di Abuconizzo Sebinu. Dalle 18 le cantine e le case del centro storico vi faranno scoprire i gusti, i profumi, le tradizioni e la cultura dell'ospitalità del tempo passato. Enogastronomia, musica, balli ed esposizioni vi accompagneranno in un viaggio suggestivo nella tradizione sarda. A Pattada il 29 aprile a Abuconizzo Sebinu. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentrovati, siamo ritornati dopo i consigli dalla regia. E allora una considerazione importante da fare qual è? Il Vinitaly si è presentato con grandi numeri, è un'azienda che ha grandi numeri ed ha un appeal nazionale e internazionale, sono le cantine di Dolianova. Siamo con Massimiliano Farci. Massimiliano, una 55esima edizione business per Verona Fiere ma anche per la Sardegna. Ma questa 55esima edizione sicuramente si è aperta in grande sfarzo. Abbiamo visto che rispetto anche all'edizione precedente del 2022 la presenza del pubblico è stata più importante, non solo del pubblico che viene a visitare le cantine ma anche degli operatori del settore, quindi abbiamo visto con grande piacere il ritorno in presenza degli operatori sicuramente dell'est asiatico e questo ci ha fatto enormemente piacere. E sicuramente era una tappa molto attesa dalle cantine in quanto siamo reduci, come ben sappiamo, da 2 anni per così di stop, il 2020 e il 2021 in seguito alla pandemia, e quindi c'era tanta voglia di ritornare alla normalità e riprendere a svolgere il lavoro che solitamente svolgono le cantine. Le cantine di Dolianova sono già alcuni anni che hanno capito, o meglio hanno sviluppato il packaging, hanno sviluppato una linea, una profondità di gamma molto interessante. Avete un mantenimento, da cronista posso dire, straordinario. Quest'anno cosa proporrete ai vostri collaboratori, ai vostri partner commerciali? Ma come tu hai accennato, dal 2017 la cantina ha portato avanti un progetto di rinnovamento e di rilancio della cantina stessa, soprattutto sui mercati internazionali, e abbiamo visto che in questi anni il mercato ha risposto positivamente, quindi con soddisfazione da parte della cantina, dove abbiamo visto le nostre produzioni essere premiate in termini di quantità e di appeal dei nostri vini. Questo rinnovamento ha sicuramente dato slancio alla cantina e questo l'abbiamo comunque riscontrato in tutti i mercati. Sicuramente il lavorare con delle bottiglie che si presentano bene agli occhi del consumatore aiuta poi nella vendita delle bottiglie stesse. Farci, il mantenimento è stato molto impegnativo in questi 2 anni, come ci siamo detti. Adesso possiamo dire che si torna alla normalità, ma qual è la carta vincente per la Sardegna?
Ma la Sardegna, a mio modesto avviso, deve puntare sempre più sulle produzioni tipiche e quindi sui vitigni autoctoni del territorio. La cantina di Dolianova storicamente ha sempre puntato sui vitigni autoctoni, in particolar modo privilegiando i vitigni principe del nostro territorio, che sono il Nuragus in Molnica in primis, e quindi valorizzando il lavoro che viene fatto in vigna dai nostri soci conferitori. Questo comunque è un qualcosa che la cantina ha sempre avuto nel DNA aziendale e ha fatto sì che anche questi due vitigni, che possiamo fra virgolette considerare minori a livello di vendite rispetto ai più blasonati Vermentino e Cannonau, è un qualcosa che è stato premiato anno dopo anno. Non solo, poi la cantina in questi ultimi anni ha cercato anche di valorizzare e riscoprire vitigni autoctoni di sempre del proprio territorio, cioè del Parteolla, e faccio riferimento al Nasco di Cagliari DOC e al Barbera Sardo, due vitigni che sono un'eccellenza del nostro territorio, sono purtroppo, ahimè, ancora sconosciuti ai più, però ecco, diciamo che il lavoro che sta facendo la cantina è per l'appunto quello di cercare di valorizzare questi due vitigni autoctoni del nostro territorio e farli conoscere al grande pubblico, non solo quello regionale e nazionale, ma anche a quello internazionale. In un'azienda vitivinicola tutte le figure sono fondamentali per portare sulle nostre tavole, sui nostri scaffali il vino che nasce da tante connessioni, dalla produzione ma soprattutto dalla scelta delle uve e dei vigneti. Ne parliamo con l'enologo di Dolianova. Voi avete fatto una ricerca accurata dei vitigni minori? Sì, la cantina è ormai 20 anni che si è impegnata fortemente a riscoprire i vitigni minori che si stavano perdendo. Abbiamo valorizzato tantissimo le varietà presenti nel Sud Sardegna, che sono quelle tipiche della tradizione sarda, che sono Barbera Sarda, da cui otteniamo appunto il nostro Terresici, il Nasco di Cagliari che abbiamo riscoperto e rivalorizzato e ha un'etichetta tutta sua che è il Montesici, la Malvasia di Sardegna che viene spumantizzata, e ultimamente abbiamo creato anche un nuovo prodotto a base di Carignano. Carignano storicamente è presente nella zona, però con la modifica del disciplinare ora noi possiamo anche rivendicare e scriverlo in etichetta, e quindi abbiamo colto questa occasione qua per appunto far capire che anche la cantina di Dolianova ha un suo Carignano con delle sue caratteristiche peculiari date dalla zona dove cresce. Diciamolo per i nostri telespettatori, l'enologia è sicuramente una scienza ma anche una cultura, ma soprattutto è studio e ricerca. È studio e ricerca ed è passione soprattutto. Abbiamo anche la responsabilità di portare avanti appunto tutti quei discorsi che devono necessariamente valorizzare appunto tutti i vitigni, perché fanno parte della nostra cultura. E ovviamente è tanto studio perché dobbiamo cercare sempre di tirar fuori il meglio che ogni vitigno può dare, e quindi cercare appunto le caratteristiche migliori che dobbiamo necessariamente poi riportare in bottiglia. Durante questi 2 anni la difficoltà di poter accedere ad eventi, fare eventi, creare eventi non ha fermato le nostre cantine, e Dolianova da questo punto di vista si è trovata sempre pronta a fare visite guidate in cantina anche nell'ultimo periodo, che è fondamentale per far conoscere la vostra realtà. Assolutamente sì, perché negli ultimi anni ci siamo attrezzati con una società esterna che cura praticamente proprio gli eventi all'interno della nostra azienda. Loro si occupano appunto di recuperare un po' le persone che fanno delle richieste per le visite guidate, li accompagnano in azienda, gli fanno ovviamente visitare completamente l'azienda dall'impianto proprio di produzione iniziale sino all'impianto di imbottigliamento, per poi arrivare nel nostro nuovo showroom dove lì appunto si degustano i nostri vini e hanno la possibilità di vedere un po' tutta la nostra produzione, quindi tutte le nostre bottiglie che produciamo e commercializziamo nel mercato. Una cantina vive tutto l'anno, dalla raccolta dell'uva alla vendemmia, alla potatura e alla gestione sicuramente degli ordini nazionali e internazionali. Voi già da diverso tempo fate in modo che chi si voglia avvicinare a conoscere la realtà di Dolianova, che
in una zona dedita al vitivinicolo sardo, voi siete sempre aperti da questo punto di vista? Assolutamente, siamo sempre aperti perché oltre a visitare la cantina c'è anche la possibilità, se richiesto, di accompagnare i nostri visitatori anche a far vedere le nostre vigne, quindi, oppure addirittura anche la vendemmia in corso, quando ovviamente è il periodo della vendemmia. Tutto questo fa sì che le persone che vengono a visitare la cantina tocchino con mano effettivamente la lavorazione dall'inizio alla fine del nostro prodotto. Ci ha raggiunto ai nostri microfoni Sandro Murgia, ora potremmo dire lo storico presidente delle cantine di Dolianova. Diciamo da gennaio 2007 è iniziato questo cammino che è complicato, difficile, però bello perché comunque è un mondo che mi piace, che piace al nostro territorio, piace ai nostri soci e tutti insieme stiamo affrontando un percorso abbastanza particolare. Devo dire che questo Vinitaly, torniamo ai giorni nostri, che ci sta dando speranze di ripresa perché comunque c'è una bellissima partecipazione da parte del pubblico, da parte degli operatori del settore e questo ci fa ben sperare per i contatti che tutto sommato sono tanti, però speriamo che diventino dei contratti e portino al Parteolla ulteriori soddisfazioni. Noi vediamo nel suo staff, ma anche nella vostra presenza al Vinitaly, una continuità, una passione, ma soprattutto tenete con forza il brand sardo, con una profondità di gamma che è ben conosciuta, con un packaging forte, ma la vostra forza arriva dalla terra, dai soci e dal territorio che ci ha appena descritto. Allora, chi ci tiene in piedi è il nostro cuore contadino, diciamo, l'amore per la terra e per la vigna e questo ci dà veramente l'opportunità di poter fare vini di qualità, soprattutto facendo esprimere il territorio e soprattutto potendo proporre al mercato vini di qualità della Sardegna. Dobbiamo proporre la Sardegna sempre di più perché è un territorio fantastico dove il clima e il terroir ci consente di fare prodotti di alta qualità. Si sta crescendo, la Sardegna cresce, lo dimostra il fatto che stiano nascendo anche altre cantine, la gente si sta veramente ispirando a quello che poi è il passato perché noi siamo partiti nel 1949 da un sogno di 35 agricoltori, viticoltori e poi questo sogno è continuato sino ai giorni nostri che comunque ha fatto da traino anche altre aziende che prima non c'erano e oggi ci sono insieme a noi, per noi è un grande piacere averlo. Ecco, questo percorso straordinario negli anni ha sicuramente preso in considerazione la tradizione e la cultura. Voi avete fatto tantissimi bei progetti, dallo jus fino alle visite in cantina. Non le chiedo i programmi futuri, ma le chiedo, c'è una ricetta o un atteggiamento per far sì che quest'anno la Sardegna, anche dopo il Vinitaly, non rimanga ad aspettare la prossima edizione? Ma credo che si stia lavorando tanto nel nostro territorio, in tutta la Sardegna, in questo caso nel Parteolla dove tante cantine come la nostra, ma anche la nostra, stanno lavorando per promuovere sempre di più, ma soprattutto per migliorare la tipicità e far conoscere sempre di più la territorialità dei prodotti del territorio. Credo che il nostro futuro sia, dal momento che la Sardegna ci consente di fare vini naturali, biologici, continuare su questo fronte. Fare in modo che si possa lavorare sulla sostenibilità, dare al consumatore dei vini genuini che raccontino la storia di questo territorio, perché il vino, come sappiamo, è territorio e storia, e tanti bei racconti dei nostri bisnonni, trisnonni. Anche io sono la terza generazione in questa azienda, perciò una storicità, non storico presidente, ma storico viticoltore, perché da diverse generazioni facciamo questo mestiere. Presidente Murgia, le chiedo, proprio vista la sua estrazione contadina così forte, cuore da contadino, da viticoltore soprattutto, le chiedo un suo pensiero sulle diciture che la Comunità Europea vorrebbe apporre alle etichette del vino. Credo che sia una forma di rallentamento all'Italia, alla Francia e alla Spagna, che comunque hanno fatto bene in tutti questi anni su prodotti che riportano il consumatore al territorio, alla storicità, alla tradizione, all'arte, a tutto quello che è il bene dell'agricoltura. Il vino è un prodotto che, se consumato in un modo, diciamo, moderato, può far bene. Un buon bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno, lo dimostra che la Sardegna, tanti consumatori di un buon bicchiere di vino superano normalmente i 100 anni e oltre. Perciò credo che non è quello il problema è consumare senza controllo
non solo il vino ma tutto quello che sia il cibo, medicinali, anche le altre bevande, perciò credo che questo sia un falso problema. Io credo che bisogna lavorare tutti insieme per dimostrare che è un qualcosa di sbagliato nei confronti di un mondo che ha dato belle soddisfazioni all'agricoltura e alla viticoltura. Assessore Cressa, benvenuto a Panorama Sardo. Le telecamere di Tele Sardegna e di Panorama Sardo sono qui alla 55esima edizione. Molta connessione col turismo questa fiera. Assolutamente. L'enogastronomia, l'enoturismo sono un punto di forza di un'isola che vanta l'isola dei centenari. Siamo tra le 5 blue zone al mondo, vantiamo 22 centenari ogni 100.000 abitanti, abbiamo un record mondiale anche per il buon ambiente ma soprattutto anche per il buon vino e il buon cibo. Vinitaly è una grande opportunità, una vetrina per far conoscere qualcosa in più della Sardegna. D'altronde negli ultimi anni abbiamo vinto anche i primi premi come migliori vini d'Italia. Siamo tra i primi vini, insomma, anche quest'anno premiati, ci fa onore, quindi un grazie a tutte le persone presenti che rappresentano la Sardegna, quella vera, quella autentica, quella Sardegna che promuove un'unicità. I nostri vini sono un'unicità come tutta la Sardegna e i sardi. Assolutamente sì, la Sardegna possiamo dire leader del Vinitaly di Verona, oltre 100 le cantine presenti a vario titolo che insomma fanno l'onore e portano l'orgoglio della Sardegna, un settore in continua crescita che cuba quasi 150 milioni di euro su cui dobbiamo assolutamente puntare ed investire. La cultura e la tradizione da dove arrivano? Arrivano da chi è stato pioniere del vino, vero? Esatto, esatto. È stato pioniere e un continuatore poi delle tradizioni sarde. Io dico che la Sardegna ha delle capacità immense per essere rappresentato in tutto il mondo. E poi vedo che bisogna spendere i soldi per il Grenache. I francesi hanno interesse a parlare di Grenache perché non riescono in nessun modo a eguagliare il Canonau. E quindi loro con le manifestazioni vorrebbero dimostrare che partecipando alle selezioni del Grenache e del Canonau loro vogliono dimostrare che anche loro sono Canonau, non è vero. È lo stesso il Vermentino, ma la regione Sardegna che deve spendere i soldi, quei soldi che spende per il Grenache, per il Vermentino, Ligure eccetera, devono essere spesi per andare a New York nei ristoranti e dire questo è il Vermentino di Sardegna. Quindi ci vuole... Questo è il Canonau di Sardegna e non il Grenache. Il Grenache è solo un concorrente e in Sardegna molti non lo capiscono. I francesi, da persone furbe, perché sono stati sempre più furbi di noi, vogliono dimostrare che loro partecipando ai concorsi del Grenache con il Canonau di essere similari. Non è vero. Il Canonau di Sardegna ha una sua entità, ha un suo territorio, chiamiamolo terroir, quello che vogliamo, però potremmo dire che allora il Canonau è come il Chianti, è un prodotto che ad un certo momento si ottiene dal Sangiovese, che è lo stesso Sangiovese da cui si ottiene il Canonau, soltanto se nasce in Toscana è Chianti e ha ragione di chiamarsi Chianti. E perché noi che se nasce a Ierzu, a Tortona, non dobbiamo chiamarlo in esclusiva Canonau? A noi del Grenache non ce ne deve fregare niente. In questi momenti di crisi noi dobbiamo tutelare solo i nostri interessi, perché qualsiasi lira spesa per i prodotti sardi è quella che meglio rappresenta la Sardegna. È inutile parlare di altri prodotti, noi dobbiamo fare entitari, chiamiamolo sardismo, il sardismo alla vecchia maniera, cioè io sono sardo e tutelo i miei interessi, io non ho niente da spartire dai terreni, da tutti i terreni, dal clima, dal microclima
è tutto quello che bisognerebbe interpellare non degli scienziati, ma delle persone, dei veri agrari, laureati in agraria, che dicono quel terreno è dedicato al vermentino di Sardegna e lì si ottiene il miglior vermentino di Sardegna. Grazie molte. Quindi dal passato, la cultura, la tradizione, l'innovazione, andiamo a conoscere la nuova generazione della cantina L'Occhi Tsoudas. Quest'anno siamo stati presi d'assalto da buyer, da cittadini, da persone che comunque amanti del vino, da ristoratori. E la cosa più bella è che quest'anno questa azienda è riuscita a portare a casa 3 bei premi. Quindi questa è testimonianza del fatto che il lavoro che stiamo facendo, i cambiamenti e la qualità che stiamo cercando di dare ai nostri prodotti finalmente ha delle sue soddisfazioni, ha ragion d'essere. Ecco. Partecipare al Vinitaly dell'anno scorso paradossalmente è stata una scommessa, ma che ha messo dei paletti anche per quest'anno, delle bandierine che poi hanno permesso. Oggi c'è la presenza di 60 paesi a livello internazionale, cosa mai vista, 4.400 aziende, quindi voglio dire chi la dura la vince. Assolutamente, anche perché noi abbiamo 2 o 3 incontri con dei buyer, ad esempio uno cinese, l'altro americano, insomma, che abbiamo realizzato grazie alla presenza dell'anno scorso, quindi credendo nella ripartenza già dall'anno scorso siamo riusciti a portare avanti questo business che è iniziato l'anno scorso e che quest'anno speriamo di poter aumentare, quindi sicuramente la ripartenza dell'anno scorso ha dato una mano d'aiuto e ha creato quei paletti per riuscire a ripartire tutti insieme meglio anche degli anni precedenti. Una novità di quest'anno? Noi abbiamo una bella novità che è innanzitutto il rosato a nome Carlot, abbiamo scelto il nome Carlot per dedicarlo a nostro padre, poi sappiamo bene che il rosato insomma in Sardegna lo bevono soprattutto francesi, vengono tantissimi francesi ed è molto, piace tanto anche ai tedeschi, quindi abbiamo dato il nome di Carlot, ottenuto da uve Shiraz e anche Canonau. Mentre l'altra novità è la presentazione del nuovo Canonau con nome Don Antonio per ricordare il nostro nonno. Abbiamo fatto una filiera di nuove etichette iniziando dai nomi di mie figlie Anna e Esther per poi finire con mio nonno e mio padre. Abbiamo deciso di continuare così e ha portato bene perché Esther, il vermentino, è stato premiato con 90 punti dopo un solo anno di produzione. I numeri, i dati, quelli che poi diventano i premi vincenti per le cantine passano sicuramente attraverso la figura dell'enologo e siamo appunto con l'enologo di L'Occhi Tsoudas, una stagione straordinaria dal punto di vista non solo delle vendemmie ma anche dei numeri. Sì, assolutamente, quest'anno è stata una grandissima annata, anche se siamo partiti un pochettino con la preoccupazione vista l'annata calda. Abbiamo avuto ottimi risultati con i vini rossi ma soprattutto con i vini bianchi, quelli sia tutte le varietà che stiamo lavorando, quindi Vermentino, Nuragus, Nasco e Semidano, hanno avuto, oltre alla Malvasia, hanno avuto ottimi risultati, abbiamo avuto delle fermentazioni che sono andate molto bene, affinamento, abbiamo cercato di lavorare insomma, in maniera precisa e appunto cercando di valorizzare la qualità e la varietà e si è visto appunto anche quest'anno al Vinitaly, abbiamo ottenuto 3 bei risultati con il Vermentini e con il Nasco. Bene, abbiamo visto anche la novità di quest'anno, un rosé Carlot. Il rosé sono già alcuni anni che fa un po' capolino sui mercati internazionali, ma il rosé sardo sembra che abbia trovato un filone vincente. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo voluto fare un po' di sperimentazione a livello di vitigni, abbiamo fatto un blend tra Syrah e Canonau e adesso l'abbiamo presentato quest'anno al Vinitaly, sta andando già bene, insomma abbiamo avuto i primi riscontri positivi, speriamo di poterlo sponsorizzare bene e fare conoscere anche i rosati sardi oltre che quelli francesi che stanno andando molto di moda. Lei non è sardo ma ha sposato la Sardegna, il progetto di L'Occhi Tsoudas, lo rifarebbe? Sì, no, assolutamente, insomma l'azienda è bella, è un'azienda familiare che dagli anni 50 sta lavorando, facendo vini di qualità, adesso stiamo andando avanti con la terza generazione, stiamo cercando di spingere anche sul mondo dell'imbottigliato e quindi insomma è stata una bella scelta e lo rifarei sicuramente.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. La Proloco di Pattada vi aspetta nel suggestivo scenario del Monte Acuto sabato 29 aprile con la nuova edizione di Abuconizzo Sebinu. Dalle 18 le cantine e le case del centro storico vi faranno scoprire i gusti, i profumi, le tradizioni e la cultura dell'ospitalità del tempo passato. Enogastronomia, musica, balli ed esposizioni vi accompagneranno in un viaggio suggestivo nella tradizione sarda. A Pattada, il 29 aprile, Abuconizzo Sebinu. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per la prima volta al Vinitaly, in questa 55esima edizione, Vinitaly and the City, è stato aperto un taglio del nastro con un vino sardo, Akenta Sub. Una soddisfazione incredibile da questo punto di vista, con un evento straordinario. Sì, è una cosa molto bella, ci ha riempito di gioia perché l'Akenta Sub è un nostro prodotto importante che caratterizza un'azienda che fa ricerca, che cerca di trovare le situazioni migliori, uno scopo finale per valorizzare il territorio. Una sperimentazione che è partita nel 2011, ma oggi possiamo dire è un prodotto consolidato, il fascino di questa bottiglia che emerge dal mare sardo per poi andare in tutto il mondo. Certo, sì, ha avuto grandissimo successo proprio perché abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo. Questo prodotto affina sott'acqua e fa un invecchiamento lento, talmente lento, senza ossigeno, al buio, in una condizione di temperatura ottimale, in maniera tale che si arricchisce, il vino evolve e diventa più cremoso al palato, la bollicina è fine e persistente e l'assaggio è unico. Con altri suoi colleghi enologi in questo percorso che stiamo facendo in esclusiva per Panorama Sardo in questa 55esima edizione del Vinitaly, è emerso che essere enologo, studiare enologia è una passione che ti porta a creare, è fondamentale questo. Sì, è un mestiere in cui non t'annoi mai, perché
la bellezza e l'insidia sono sempre dietro l'angolo e il materiale che usi per creare qualcosa è sempre nuovo, le vigne subiscono l'effetto della stagione, quindi è qualcosa di veramente incredibile perché ti fa sentire giovane, ti fa rimanere giovane. Aspetta, lei arriva dalla Toscana, che è un'azienda che a livello di brand italiano è conosciuta in tutto il mondo, però sceglie la Sardegna per questo lavoro e prende il modello sardo come input per andare in giro per il mondo. Sì, in Sardegna, io ho conosciuto la Sardegna perché ho sposato anche una sarda. È un luogo incredibile, cioè io continuo a rimanere affezionato alla Toscana, però la Sardegna è qualcosa di unico anche dal punto di vista dei terreni, c'è una diversità, un'eterogeneità incredibile e l'irraggiamento solare, tutto, il vento, è qualcosa che crea dei prodotti veramente eccezionali. Allora, nell'invitarvi a degustare una Kenta Sub andiamo a parlare con il direttore di Santa Maria La Palma per capire l'azienda dove andrà a posizionarsi nel prossimo futuro. Beh, è stata, come ripeto, andiamo dicendo insomma già da qualche giorno, una grandissima soddisfazione per la nostra cantina, per i nostri viticoltori, ma deve essere una soddisfazione per tutta la Sardegna intera che per la prima volta un vino rappresenti la Sardegna in questa kermesse che è la più importante a livello nazionale ma anche internazionale, insomma. Questa sperimentazione voi la portate avanti, ormai possiamo dire che è consolidata, non è più una sperimentazione, dal 2011 con grande successo e oggi crediamo che tutti i soci, tutto il direttivo della cantina siano soddisfatti e contenti di aver rappresentato la Sardegna proprio all'inaugurazione. Sì, quello che era nato come una sperimentazione è diventata una bellissima realtà perché questo prodotto, oltre ad essere, non nascondiamoci, una grandissima operazione di marketing, è anche un prodotto che è veramente un prodotto unico, particolare, ogni sua bottiglia è diventata proprio un pezzo quasi da museo che come vedete qua alle mie spalle noi conserviamo insomma gelosamente nella nostra cantina e vi invitiamo tutti a provarlo perché è veramente qualcosa di unico e particolare. E le nostre telecamere insieme ad Antonio Carta siamo arrivati presso la cantina Manconi, una zona, i monti dell'Imbara o i colli dell'Imbara, ce lo dico a lei signor Manconi. I colli dell'Imbara, una cantina biologica che arriva da lontano con una forte tradizione ma con un'innovazione biologica. Sì, diciamo che è venuta anche naturale per noi la situazione biologica, essendo una tradizione che si ripete da 4 generazioni, abbiamo continuato le lavorazioni e tutto quello che era tanti anni fa. Non ci pesa il biologico perché è talmente semplice e ci porta ad ottenere dei prodotti abbastanza sani e genuini, che è quello che è la nostra politica, insomma. 4 referenze che vanno dal vermentino ai rossi. Sì, è una strategia che abbiamo messo in campo con il nostro enologo che ci aiuta moltissimo ed è molto bravo, che è Andrea Pala. Partiamo dal vermentino, che siamo proprio al centro della zona del DOCG, è un bianco che per noi è tradizione, e poi abbiamo un altro vino molto particolare che è il Pitrinu. Il Pitrinu è, diciamo, la vecchia vigna della nostra azienda, l'abbiamo rivisitata un pochino ma lasciando tutto quello che era in origine. È un blend di 17 varietà diverse di uve e ci sta dando delle belle soddisfazioni perché forse il pubblico è alla ricerca di questi sapori. Di queste novità. Il vostro territorio è custode di una cultura sicuramente dedita al vermentino, ma anche ai prodotti enogastronomici di qualità. Sì, la Sardegna secondo me è tutta da scoprire. La Gallura poi in particolare si mantiene abbastanza ad alti livelli anche con la gastronomia, insomma. Infatti presentiamo anche accompagniamo i vini con delle tradizioni, perché insomma il pezzettino del formaggio sardo ormai è storia per tutti. Il resto... anche il tagliere Ginepro di Sardegna è fondamentale, no? La Sardegna deve essere scoperta ancora, secondo me. Mi dispiace che sia un piccolo angolo della fiera di Verona. Il Vinitaly
che è una cosa enorme. Noi siamo qua in quest'angolino, ma abbiamo tante cose da far vedere, tante cose da far scoprire al pubblico e forse stanno cominciando già a capirlo questo, perché i vini sardi stanno, come dire, esplodendo in questi ultimi periodi. Beh, una collettiva con 72 cantine di cui voi fate parte che ha rispolverato un po' l'essenza con le degustazioni. Che riscontro avete avuto dal vostro banco di mescita? Dunque, noi è il secondo anno che veniamo, che partecipiamo, e c'è un aumento di richiesta, vogliono sapere, vogliono conoscere, tant'è vero che si accompagna alla trattativa delle vendite del vino anche come una sorta di invito o di curiosità di venire nei nostri territori per vedere le nostre vigne, per vedere le nostre cose. Questo ci riempie e ci fa molto piacere perché, lo ripeto, la Sardegna è tutta da scoprire. Io sono convinto di questo, il futuro è nell'enogastronomia, sono sicuro di questo, sono pienamente sicuro. Sicuramente ritroveremo il signor Manconi nei nostri percorsi, ma allora a questo punto non ci resta che scoprire anche la new generation della cantina Manconi. Ci ha raggiunto Pietro Manconi. Pietro, quanto è responsabile il fatto di ricevere in eredità una cultura come quella della cantina Manconi, ma in una chiave moderna svilupparla? Allora, partiamo dal presupposto che io sto ereditando un qualcosa di molto più grande di quello che sta facendo mio padre, che è praticamente una tradizione che deriva già dal mio bisnonno, anzi forse qualche generazione anche più indietro. Quindi mi sento sulle spalle questo privilegio e questo dono che mi stanno lasciando, legato alla terra, perché noi sardi prevalentemente usciamo, anche io sono uscito per studiare, fare tutto quanto, alla fine il legame mi ha riportato a tornare qua. Collaboro con mio padre sia per altri lavori, ma soprattutto anche per la cantina, e quindi mi occupo dalla parte più venale, diciamo, quindi dai lavori più manuali, anche a quelli più di incontrare magari eventuali acquirenti e tutto quanto. E non mi dispiace, è un lavoro che apprezzo moltissimo e ne apprezzo soprattutto la tradizione e anche l'innovazione che ne sta derivando dal lavoro col nostro enologo. È una parte molto importante che anche venire qua ci aiuta a tenerci aggiornati, insomma. Allora, finalmente un giovane che accoglie la tradizione e la rende innovativa. E allora a questo punto andiamo a conoscere anche chi si occupa della comunicazione della cantina Manconi. E in un momento di pausa fra i tanti avventori qui dello stand della collettiva Sardegna, Luisa Manconi, che si occupa del biologico, studia chimica, studia l'innovazione dei prodotti, ma soprattutto li propone al resto del mondo. Esatto, io studio chimica appunto, è importante continuare anche la tradizione iniziata da mio nonno, quindi la cura delle vigne e della produzione del vino, ed è quello che noi vogliamo trasmettere proprio al pubblico anche tramite i nostri social, le nostre pagine Facebook, la nostra pagina Instagram, prenderci cura di questi prodotti a cui teniamo molto, ecco. Per i giovani può essere facile ereditare un'azienda, ma in realtà è impegnativo gestire quello che è il mantenimento. Sì, noi abbiamo nostro padre che ci dà una grossa mano, ecco, quindi pian piano impariamo e poi proseguiremo per la nostra strada. E allora, che dire, qui dalla collettiva la cantina Manconi sta a dimostrare che questa cartolina, questo tralcio che possiamo cercare qui della tradizione, la famiglia sarda che continua in modo innovativo a portare avanti un brand fantastico, quello della Sardegna, che deve arrivare in tutto il mondo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
La Proloco di Pattada vi aspetta nel suggestivo scenario del Monte Acuto sabato 29 aprile con la nuova edizione di Abuconizzo Sebinu. Dalle 18 le cantine e le case del centro storico vi faranno scoprire i gusti, i profumi, le tradizioni e la cultura dell'ospitalità del tempo passato. Enogastronomia, musica, balli ed esposizioni vi accompagneranno in un viaggio suggestivo nella tradizione sarda. A Pattada il 29 aprile Abuconizzo Sebinu. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un Vinitaly che ci ha portato sempre più alla normalità, una normalità che ha permesso di creare connessioni, nuovi accordi alle aziende sarde. Sardus Pater, dal 1949, il presidente Raffaele De Matteis. Presidente, finalmente un'edizione naturale, possiamo dire spontanea, con tanti bei numeri. Esatto, finalmente un'edizione che ci meritiamo, con tutti i sacrifici che sta facendo la Sardegna per portare avanti le sue eccellenze, e i vini ne sono la testimonianza. Finalmente abbiamo un Vinitaly che ci meritiamo. E c'è stata un'affluenza di pubblico come ai vecchi tempi, persone molto interessate, molto professionali, che si stanno completando con il degustare dei prodotti che sono altrettanto eccellenti, soprattutto che provengono dalla Sardegna, che sta esplodendo da questo punto di vista. Noi siamo una cantina storica della Sardegna, siamo una cooperativa, siamo a Sant'Antioco. Produciamo principalmente il Carignano DOC, che viene coltivato, viene sviluppato come coltivazione su alberello, sulle sabbie e con delle vigne molto antiche, molto vecchie. Le vigne principalmente superano i 70 anni. All'interno della vigna si può arrivare ad avere anche dei ceppi che superano i 120-140 anni. Chiaramente le produzioni sono molto basse, parliamo di 35-40 quintali per ettaro, ma il succo, permettetemi la parola, che viene fuori da queste uve è un succo strepitoso e ci porta ad avere dei vini eccezionali che stanno avendo finalmente un apprezzamento che si meritano. Presidente, Sardus Pater, possiamo dire, come altre realtà sarde, ha solcato la strada, e con uno dei vostri vini di punta, Arruga, che in sardo vuol dire strada, state continuando a fare un percorso straordinario.
Esatto, Arruga nasce nel 2004 con vini delle uve che erano state conferite in quel periodo, che è coinciso col periodo del cambio della compagine amministrativa, anche perché da esperienze precedenti l'azienda era strutturata per lavorare delle uve, per lavorare dei vini da taglio che partivano, che andavano in Francia. Dal 2004 abbiamo incominciato a fare il vino in bottiglia. Il vino capostipite è sempre stato questo, l'Arruga, che è un superiore di Carignano, e da lì piano piano siamo riusciti a recuperare quel tempo che avevamo perso non imbottigliando, tenendo conto che i direttori tecnici che sono susseguiti sino al 2000, 2006, 2004 anzi, sconsigliavano l'investimento nell'impianto di imbottigliamento, stranamente. Invece noi con la nuova generazione, con una grossa e importante collaborazione con un enologo di importanza nazionale, siamo riusciti a portare su un prodotto che ci sta dando già dei risultati. Quindi questa strada bianca, l'Arruga che porta in vigna, oggi vi ha portato anche alla creazione di un nuovo prodotto, un rosé, questo rosé che sta prendendo piede anche in Sardegna fortemente. Ci racconti anche questo vino? Sì, tra le varie sperimentazioni siamo arrivati comunque per dare sempre più importanza al prodotto carignano. Quest'anno siamo usciti con la vendemmia 2021 alla commercializzazione di un rosé di Carignano. Un rosé di Carignano che è un metodo classico, viene lavorato completamente in azienda, è un metodo classico che sta 9 mesi sui lieviti. 9 mesi è il primo step che noi ci siamo imposti, perché è il minimo per poterlo considerare un metodo classico. La sperimentazione andrà sempre più avanti, aumentando il periodo di sosta sui lieviti. Sino ad oggi abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, le produzioni sono molto basse, stiamo iniziando con 4-5 mila bottiglie. È uscito, le prime bottiglie le abbiamo commercializzate per Natale e abbiamo già dimezzato di molto la nostra scorta. Non arriveremo probabilmente a fine anno, però contiamo di replicare in maniera un pochino più massiccia. Presidente, prima di lasciarle, abbiamo visto che ci sono tanti avventori nel box di Sardus Pater. Questa collettiva Sardegna che con 72 aziende ha mostrato un po' i muscoli della nostra Sardegna. Devo dire che senz'altro quest'anno la collettiva ha centrato il segno, perché ci troviamo ad avere degli spazi molto più vivibili, molto più corretti, molto più appetibili e molto appariscenti, che ci stanno dando sino ad oggi delle soddisfazioni fenomenali. A parte quello che c'è dentro, che siamo noi e il vino, però la collettiva si presenta molto bene. Nugheddu Santa Vittoria, ma dove ci troviamo? Guardi, siamo proprio al centro della Sardegna, diciamo, sopra il lago Modeo, andando, diciamo, nelle zone più interne. Siete ospiti in un bellissimo stand adiacente a quello della Sardegna di Coppa Agri e state veicolando il brand Sardegna a livello nazionale. Esatto, siamo qui anche noi con Coppa Agri. Abbiamo deciso di dare anche noi visibilità al nostro brand e di cercare di promuovere appunto quelli che sono i nostri prodotti e portarli qui al Vinitaly. Con quante referenze arriviamo in questo box di degustazione e quali tipologie? Noi arriviamo con 3 referenze, un bianco che è un Uragus prodotto su vecchi vigneti intorno ai 500-600 metri sul livello del mare. Poi abbiamo un rosato che è un Cannonau in purezza e un rosso che è il nostro cavallo di battaglia, diciamo, è un blend di uvaggi che arrivano da vecchi vitigni presenti nei nostri territori. Chiedo al nostro Antonio Carta, perché voi avete portato anche la terra di Sardegna qui. Esatto, abbiamo portato la terra dei nostri vigneti. Questa è la terra dei vigneti più bassi, diciamo, nelle zone che si affacciano sul lago Modeo. È un pietrisco con dell'argilla
mentre l'altro è un disfacimento granitico e viene dalle zone più alte, sotto diciamo la vallata del Monte Santa Vittoria. Il Padiglione 8 ospita un'azienda leader a livello italiano e internazionale, Bottega. Siamo qui con Stefano Bottega e vi spiegheremo anche il suo legame con la nostra Sardegna. Stefano, benvenuto a Panorama Sardo, un Vinitaly business al 100%. Sì, è un Vinitaly all'insegna della ripresa, all'insegna della grande curiosità per le novità. Noi quest'anno siamo presenti in una duplice veste con 2 stand, uno l'abbiamo dedicato in modo particolare al Prosecco a Valdobbiadene, quindi qui dietro di me vedete il nostro Prosecco di OCG Valdobbiadene che rappresenta un po' la punta di diamante del nostro prodotto. Il legame con la Sardegna è sempre vivo e continuiamo a produrre con soddisfazione il millesimato spumante del Cagliari che speriamo di utilizzare per il passaggio di categoria in Serie A, ma non parliamone troppo per scaramanzia, e siamo molto contenti perché abbiamo avuto tante visite, tanto interesse. Mi sembra di poter dire che il post pandemia sia all'insegna della ripresa del canale Oreca. Il consumatore è un consumatore che è più attento alla qualità, consuma un po' di meno rispetto al passato, però ci tiene a prodotti di grande eccellenza. È quello che noi cerchiamo di offrirgli con i nostri spumanti, i nostri vini e chiaramente anche i nostri distillati. Stefano, la sua azienda crede molto, investe molto nell'innovazione e anche nel packaging, ma la qualità del prodotto è indiscutibile. Ricordiamo ai nostri telespettatori che voi arrivate dai distillati d'eccellenza. Sì, la nostra storia inizia proprio con la grappa, un prodotto che è proprio rappresentativo del nostro territorio, patrimonio UNESCO nella provincia di Treviso. La grappa sta riprendendo a crescere a livello di consumi, ma viene apprezzata tantissimo all'estero, dove le crescite sono anche del 25-30%. Oggi la grappa si è affinata con invecchiamenti in barrique di Robert di Slavonia, quercia americana, limousine francese di tossature diverse, quindi le grappe riserve non hanno nulla che invidiare ai grandi distillati internazionali. La novità è che a partire che a settembre di quest'anno a Treviso faremo il concorso, la Spirit Selection organizzata dal concorso mondiale di Bruxelles, quindi porteremo a Treviso oltre 100 influencer, buyer, giornalisti che assaggeranno i nostri prodotti, conosceranno le distillerie e porteranno poi a loro volta, saranno come dei piccioni viaggiatori che riporteranno nei loro mercati di riferimento il nostro distillato. Credo che sia una grande occasione per la grappa, per il nostro territorio, perché le potenzialità sono ancora inespresse di un prodotto che ha questa storia e questa grande qualità. Le chiedo, visto che il suo è un osservatorio nazionale italiano ma anche internazionale, il territorio bisognerebbe venderlo o comunicarlo prima del prodotto. Non esiste probabilmente una ricetta, ma esiste un atteggiamento. Beh sì, l'atteggiamento deve essere quello di una grande apertura mentale, di essere rivolti soprattutto ai mezzi di comunicazione innovativi, ma soprattutto la comunicazione deve essere sostenuta da concetti assolutamente corrispondenti alla realtà. Uno per tutti è la sostenibilità. Si parla tanto di sostenibilità, però poi nelle aziende bisogna applicare la sostenibilità attraverso la geotermia, attraverso la coltivazione biologica dei vigneti, attraverso il riciclo del vetro, dei cartoni, le energie rinnovabili come il fotovoltaico, con un calcolo della carbon footprint. Quindi io quello che penso è che sistemi di innovazione, di comunicazione innovativi e grande attenzione anche alla sostenibilità.
Ringraziamo Stefano Bottega per queste belle considerazioni sulla nostra isola e non solo. Diamo la linea alla regia, ma restate con noi perché continuiamo a navigare sul continente Sardegna. E quindi sarò bellissimo! Tu no. L'abito sì, anche perché presso l'Atelier ogni uomo può trovare l'abito perfetto per ogni occasione. È perfetto, è l'abito dei miei sogni, grazie, è fatta! Ringrazia la Sartoria Olimpica, hanno fatto tutto loro e lo fanno da 50 anni. Ora Cenerentolo, vai al ballo, ma ricordati che devi rientrare prima di mezzanotte. Altrimenti svanisce tutto? No, altrimenti trovi la porta chiusa perché io vado a letto presto. Bello, ma non eterno. Anche il tappeto ha bisogno di manutenzione per poter conservare nel tempo il suo fascino. Che sia antico, in lana sarda, pregiato o persiano, la soluzione è sempre una sola. Lasciarlo nelle mani e nelle cure di chi è specializzato nel settore, come Pulina Wash Carpet. Forte di un'esperienza decennale nel settore, l'azienda di Nuoro assicura un servizio completo, con ritiro e consegna a domicilio in tutta la Sardegna. Pulina Wash Carpet, la spa del tappeto. Da Cifadda fai da te, sedia Paesana al 23%, 39,90 €. Armadio con ante scorrevoli al 38%, 329 €. Ti aspettiamo online e sulla nuova app. Cifadda, il brico 100% Sardegna. In Sardegna c'è una nuova idea di energia che prende la sua forza dal sole, che ti aiuta a produrre la tua energia e a rendere più efficiente il tuo impianto. Benvenuti nel cambiamento energetico. Benvenuti in Energit. Fiera di Ozieri, sabato 15 aprile e domenica 16 aprile. Mostra regionale dei bovini, razze da carne. Mostra dei formaggi, Caso 2023. Rassegna agroalimentare con il meglio della produzione tipica. Esposizione di macchine agricole. Vi aspettiamo ad Ozieri alla Fiera del Gusto. Le aziende leader per quanto riguarda il vitivinicolo in Sardegna sono sicuramente anche quelle che si occupano di tutto il corollario del vino e soprattutto i contenitori. Siamo con Stefano Angius della Civas, che ci ricorda questo acronimo, vuol dire? Centro Ingrosso Vetrofini Sardo. Sardo. Quest'anno è il trentennale della nostra azienda, quindi mi fa piacere essere qua in questa cornice molto graziosa dell'Hotel Gritti a presentarvi delle novità. E quindi siamo in possiamo dire, un evento nell'evento. Da Verona Fiere ci siamo spostati qui vicino al lago di Garda, l'Azzise, per parlare di un nuovo progetto del gruppo Saida. Civas fa parte del gruppo Saida, un gruppo nazionale e internazionale, professionisti dei contenitori in vetro. Esatto, ormai dal 2011 è tanti anni che noi partecipiamo con piacere ai vostri speciali Vinitaly. Finalmente vi possiamo portare una novità. Oggi siamo qui in questo meraviglioso scenario perché abbiamo riunito tutti i commerciali del gruppo, perché ci sarà il lancio della collezione Horizon. Poi vi spiegheranno i creatori della collezione nel dettaglio che cosa sia e dove va, però vi assicuro che è un evento per noi molto importante perché ci affacciamo con la creazione di un nostro nuovo concept. Angius, noi siamo reduci dalla fiera, dal padiglione 8, la vostra presenza ovviamente c'era in tante realtà sarde, i vostri contenitori, le vostre bottiglie, il vostro design, ma quanto è importante innovarsi e portare avanti il brand Sardegna? Noi pensiamo sia fondamentale, intanto perché comunque ci sono ottimi prodotti in tutto il territorio nazionale e internazionale, quindi bisogna presentarsi sia con la qualità, e questo è fondamentale, sia col vestito. Noi proponiamo a tutti i nostri clienti da partner delle novità, in questo momento anche la nostra novità Horizon sarà molto importante per il vino, ma ce l'abbiamo anche negli altri settori come l'olio, però è fondamentale, soprattutto dopo 2 anni molto complessi, arrivare a delle novità e proporsi in maniera decisiva, perché comunque un buon contenuto deve essere anche circondato da un buon vestito. Un progetto che vede coinvolte tante strutture dell'azienda. Partendo dal commerciale, lei si occuperà e si occupa del commerciale Italia, con quale proiezione?
Sì, io mi occupo di commercialità, mi occupo del project management, quindi mi occupo della cura di tutti i nuovi progetti, di tutte le nuove collezioni che il gruppo Saida ha intenzione già oggi, sono già in pancia questi progetti, di andare a realizzare. Quindi la mia cura sarà quella ovviamente di seguire questi progetti e poi di andarli a spiegare e affiancare i vari venditori nella spiegazione dei vari progetti ai vari clienti. Il gruppo Saida è distribuito in tutta la regione italiana, in Sardegna c'è la Civas, in altre regioni ci sono altri fornitori e soprattutto altri creatori di quelli che sono gli stili, perché è importante che un contenitore abbia lo stesso stile del prodotto e a livello commerciale insomma c'è da lavorare, perché in questi anni abbiamo avuto a che fare con le difficoltà non solo del mercato ma anche quelle note. Sì, arriviamo da un anno e mezzo veramente terrificante. Noi in questo anno e mezzo abbiamo lavorato tanto. Parliamo di collezione proprio per il motivo che stavi dicendo. Una collezione è fatta da più forme, da più imboccature, da più colori, e questo dà modo anche a tutto il gruppo di poter lavorare, perché come giustamente dicevi ogni regione ha i suoi vini, ha le sue specificità di prodotto e quindi il gruppo Saida andrà in qualche modo ad accontentare, a dare una confezione speciale che possa rendere speciale appunto il prodotto di ogni cantina. Progetto che sta per iniziare la sua presentazione ufficiale, noi in esclusiva con Panorama Sardo ve la vogliamo far vedere e testimoniare. Siamo con Morelli del gruppo Saida. Dottor Morelli, questa presentazione è fortemente voluta da tutto il gruppo ma soprattutto dalla casa madre, perché è una novità assoluta. Ma allora, il gruppo Saida è una realtà leader in Italia nella distribuzione del vetro, nella progettazione di contenitori di vetro con le sue 8 aziende e 10 magazzini, e in questi ultimi anni stiamo spingendo molto sul prodotto premium, sul prodotto speciale, e quindi grazie al nostro staff e a tutte le persone abbiamo creato questa nuova linea, questo nuovo concept di bottiglie sia nel mondo dell'olio che nel mondo del vino, per dare una differenziazione al cliente in modo tale che possa vendere i suoi prodotti nel mondo ed essere caratterizzato non solo per il fantastico contenuto che sicuramente ci mette, ma anche per il packaging. Quindi per noi è molto importante e ci teniamo molto a questa nuova collezione e ci auguriamo che possa avere successo e permettere ai nostri clienti di vendere sempre di più all'interno nel mondo del vino e dell'olio. E appunto Horizon, come detto dai colleghi, rappresenta una vera novità in ambito di design e di forma in quello che è appunto il mondo del vino e anche dell'olio. Questo incavo che permette di donare slancio e stabilità da un punto di vista proprio estetico a quello che è la bottiglia. Lato marketing, cosa faremo? Essendo appunto molto importante come tipo di progetto per il gruppo, abbiamo intenzione di fare campagna stampa, promuovere ovviamente il lato social, tutto quello che è il progetto, quindi classici canali social piuttosto che sito web e via dicendo, e con forte attenzione appunto alla creazione di un qualcosa che sia oggettivamente impattante e che vada a fare da collante anche al nostro commerciale. Possiamo dire, sempre restando nell'ambito del marketing, che il gruppo Saida è un gruppo italiano, lavoro italiano, prodotto italiano, anche se le materie prime arrivano da tutto il mondo ormai, però è un brand, è una firma italiana che distribuisce benissimo in Italia e anche all'estero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Avrete modo appunto di sentire anche il collega Andrea Bollini, che è appunto il designer di questa nuova forma, prodotto 100% made in Italy, e assolutamente da provare, assolutamente un game changer su quella che è la propria linea di olio piuttosto che di vino. Siamo qui con colui il quale ha avuto l'intuizione ed è stata sposata da tutti i suoi colleghi. Buonasera Andrea, io mi sposto un attimo. Prego. Antonio, a favore di telecamera, questa bottiglia già d'impatto, se la puoi prendere così ce la descrivi subito. Allora, diciamo che questo progetto è nato circa un anno e mezzo fa e, se si può dire, ho avuto una intuizione.
Questa nuova linea Horizon, nuovo design, non è innovativo, è un vezzo, è un qualcosa di particolare che va ad interrompere forme e stilemi già visti sul mercato. Era più che altro trovare una nuova ricerca su dei dettagli, un dettaglio nuovo. E dopo aver capito e scoperto questa bellissima novità del gruppo Saida, il progetto Horizon, torniamo nella nostra Sardegna. Lo facciamo con Antonio Iatalese, il direttore commerciale di Civas, e qui abbiamo anche già pronti 2 prodotti in bella vista. Antonio, che progetto sarà Horizon per la Sardegna e il resto d'Italia? Buonasera Umberto e buonasera a tutti. Perché noi crediamo che la linea Horizon sia l'ideale per i piccoli produttori sardi, sia di vino che di olio, perché noi in Sardegna facciamo delle piccole quantità, quindi l'esigenza di affermarsi e di rendersi distinguibili sul mercato, considerato che facciamo piccole quantità ma di qualità altissima, è data dal packaging. È un piccolo particolare come il Horizon permette assolutamente ai nostri produttori di distinguersi negli scaffali e nelle enoteche che ci sono in Sardegna e nel continente. Questo per quanto riguarda l'olio. Il vino, abbiamo un'eleganza straordinaria, come abbiamo detto prima, con chi l'ha creata questa bottiglia, ma mi sembra di capire che c'è stata una coesione totale fra tutti i comparti dell'azienda. Assolutamente sì, si è creato un team che ha contribuito a creare questi contenitori che sono per una fascia premium. Non ci interessa venderle a chi vuole dare bottiglie a basso costo. Queste sono bottiglie per dei prodotti che devono andare sul mercato di livello e che devono identificare e distinguere questi vini, i nostri fantastici vini e i nostri fantastici oli. Orgogliosi di avervi potuto invitare a questa presentazione e perché comunque, come hanno detto anche i colleghi durante la presentazione, è l'inizio del nostro sogno. Speriamo che questo possa proseguire, possa avere sempre progetti nuovi, forme nuove, coi clienti della nostra Sardegna, in modo da insieme portare avanti i nostri sogni. Bisogna essere fieri di questi progetti. Sì, abbiamo una squadra che ha lavorato, adesso sta a noi e anche ai nostri clienti crederci e portiamo avanti il sogno insieme. Questa è l'edizione 55, lo stiamo ribadendo in tutti i nostri interventi perché è fondamentale, ma un compleanno per la Sardegna di un territorio molto dedico al vitivinicolo e Dorgali. Voi quest'anno festeggiate 70 anni. Sì, è proprio vero. Questa edizione è in concomitanza anche dei nostri 70 anni, approfittiamo di questa occasione per festeggiare insieme ai nostri clienti e a chi passa a trovarci. Lei è una giovane presidente di una cantina storica della Sardegna, c'è tanto lavoro da fare. Come siamo posizionati quest'anno con un Vinitaly che finalmente torna alla normalità? Appunto è così, è un Vinitaly finalmente con le degustazioni, è un Vinitaly dove non abbiamo le mascherine, possiamo confrontarci, possiamo finalmente condividere anche con i nostri colleghi, dove ad oggi possiamo dirci soddisfatti. La cantina di Dorgali, come tante altre cantine della nostra Sardegna, è stata sempre in auge nello sperimentare, nel provare, soprattutto nei prodotti e soprattutto nel packaging. Quest'anno sappiamo che avete un sacco di eventi in agenda che non andiamo a spoilerare. Quanto è bello poi tornare in Sardegna e portare con voi i premi, i successi e l'entusiasmo di questa 55esima edizione. È particolarmente emozionante poter portare anche dei premi, noi ci crediamo ogni giorno al di là dei premi, però sicuramente poter anche tornare nei nostri paesi, riporteremo il nostro entusiasmo in azienda e proseguiremo, continueremo a fare ciò che facciamo tutti i giorni. Quindi oltre all'accoglienza fantastica nella vostra azienda, voi avete un territorio straordinario e chi si avvicina alla cantina di Dorgali di conseguenza trova Dorgali e Calagonone. Abbiamo una grande fortuna, avere un grandissimo areale, un grandissimo territorio. Spaziamo dalle vallate, colline, montagna e mare. Possiamo offrire visite nelle vigne, possiamo offrire la bellezza del nostro golfo, villaggi nuragici e quindi un turismo esperienziale di tutto di più. Interno, mare. È tutto abbinato con dei prodotti enogastronomici di eccellenza. Abbiamo tanti artigiani, quindi ci piace far conoscere il territorio e tutte le nostre, i nostri prodotti.
Grazie Donatella, una bellissima sensazione quella della cantina di Dorgali, ma adesso andiamo al piatto forte con il vostro enologo, ci facciamo raccontare i vostri vini. Ci ha raggiunto l'enologo della cantina di Dorgali, una cantina che ha selezionato sempre dei vini abbinati a quelle che sono le ricorrenze storiche, quest'anno i 70 anni, ma soprattutto a quello che è il territorio. Sì, esatto, perché noi dobbiamo fare in modo di rappresentare il nostro territorio, un territorio che è capace di dare delle produzioni di qualità, e noi come cantina abbiamo il dovere o l'ambizione di riuscire a portare in alto il nome del nostro territorio. Quest'anno avete ricevuto come ogni anno dei premi che fanno sempre piacere, ma che servono soprattutto a fare un lavoro passionale e creativo come quello dell'enologia, ma soprattutto come quello di una cantina che ha tanti soci che sono dedicati a Dorgali. È vero, perché comunque il fatto di avere questi riscontri attraverso le guide, attraverso i concorsi, permette di dare lustro appunto alle posizioni di tutto il territorio. Ricordiamoci che per arrivare ad avere questi prodotti si parte dal vigneto, si parte dal lavoro fatto dai soci in primis, seguiti magari dai tecnici dell'azienda, però senza il lavoro in campo noi non riusciremmo ad ottenere queste produzioni. E poi una volta che queste produzioni sono imbottigliate devono rappresentare al meglio il lavoro di tutti quanti. Ma Stefano doveva arrivare? Il solito ritardatario. Ritardo giustificato, anche perché per questa missione mi sono comprato la nuova Vespa 125 Primavera presso la concessionaria dove vendono i marchi migliori. La mia concessionaria è la numero 1. No, scusa, la mia concessionaria è la numero 1. No, la mia è la numero 1. No, stai sereno, la concessionaria Autovan non ha uguali. Autovan, ma è la mia concessionaria. Ma secondo voi la Ford dove l'ho presa? Tutti per uno, Autovan per tutti. Bello ma non eterno. Anche il tappeto ha bisogno di manutenzione per poter conservare nel tempo il suo fascino. Che sia antico, in lana sarda, pregiato o persiano, la soluzione è sempre una sola: lasciarlo nelle mani e nelle cure di chi è specializzato nel settore, come Pulina Wash Carpet. Forte di un'esperienza decennale nel settore, l'azienda di Nuoro assicura un servizio completo, con ritiro e consegna a domicilio in tutta la Sardegna. Pulina Wash Carpet, la spa del tappeto. Muros de Arte, arte e identità nel muralismo sardo. Il 12, 13 e 14 aprile presso le officine della Manifattura Tabacchi di Cagliari, incontri, talk, laboratori, proiezioni cinematografiche. Gli artisti sardi si raccontano. 3 giorni di confronto e di espressione artistica e creativa sul muralismo in Sardegna. Un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Alea con il contributo dell'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna. Irripetibile! Da Diva Salotti c'è il fuori tutto! Tutti i divani esposti in pronta consegna scontati fino al 60%! Diva Salotti, a Sestu, ex strada statale 131, chilometro 10 e 500, fronte Pittarello. Il fuori tutto, quello vero, è solo da Diva Salotti! Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità, aperto la domenica pomeriggio. Da Cifadda fai da te, sedia paesana al 23%, 39,90 €. Armadio con antescorrevoli al 38%, 329 €. Ti aspettiamo online e sulla nuova app. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Foreste aperte nel parco di Tepilora. Vi aspettiamo il 16 aprile a Bitti, il 23 a Torpè, il 25 a Lodè e il 30 a Posada. Per info www.parcoditepilora.it. Bentornati dalla pubblicità. Stiamo continuando il nostro percorso nello stand Sardegna e abbiamo incontrato il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Benvenuto Luca. Grazie, benvenuti insomma a tutti i bevitori che in qualche modo fanno trionfare anche il nome della Sardegna qua. Speriamo che vada bene.
Abbiamo visto che ci sono dei numeri importanti, 72 cantine nella collettiva, circa 40 fuori proprio a distribuire il brand Sardegna, ma quest'anno il Vinitaly è anche una battaglia dove voi siete molto impegnati già da qualche tempo, il sintetico, le etichette. Sì, c'è il problema delle etichette a semaforo su cui stiamo lavorando tantissimo e c'è il problema anche del cibo sintetico, per cui anche del vino sintetico. Noi stiamo lavorando chiaramente sul principio di precauzione che in qualche modo debba andare a garantire ai consumatori anche per ciò che vanno a mettere dentro il proprio corpo. Però c'è un elemento che è quello dei nostri territori, del lavoro degli agricoltori, del lavoro degli allevatori che stanno tentando in qualche modo di portare avanti questa grande tradizione anche nella produzione non solo dei vini ma di tutto il cibo che poi ha fatto sì che venisse a trionfare la dieta mediterranea soprattutto nel mondo. E quindi anche questa grande esportazione di Made in Italy che chiaramente si vede minacciata da queste in qualche modo incursioni che l'Unione Europea vuol fare, dove dietro sappiamo ci sono grandi multinazionali che con la scusa di garantire il cibo a tutti mettono queste casistiche che fanno un po' rischiare il nostro territorio. Il Vinitaly non è solo scoprire territori ma anche annoverarsi dei premi che poi ti portano a consolidare quelli che sono i prodotti ma soprattutto la realtà vitivinicola. La cantina Tani è una di queste, negli anni ha consolidato il suo posizionamento sardo nazionale e internazionale con il miglior vino d'Italia e con altri premi. In questa fase della 55esima edizione del Vinitaly con i 5 Star Wine ci siamo posizionati bene. Sì Umberto, siamo veramente felici dei risultati ottenuti, anche quest'anno siamo stati premiati esattamente come l'anno scorso col 5 Stars Book con 4 dei nostri prodotti, il nostro appunto vermentino di Gallura di OCG, Taera superiore, con il nostro Cannonau di Sardegna DOC, quindi insomma siamo veramente soddisfatti di questi risultati perché sono stati riconosciuti nel 5 Stars Book dei prodotti quindi di qualità sia nella tipologia di bianco che nella tipologia di rosso. Siamo veramente felici e soddisfatti di questo, anche perché comunque si cerca di fare un lavoro veramente di qualità, un lavoro molto impegnativo che costa tanta fatica, però quando si ottengono dei risultati così importanti sono veramente gratificazioni. Ecco. Diciamo che riusciamo anche in questo modo le cantine quando ottengono dei risultati così importanti comunque riescono anche a far emergere la nostra Sardegna, la nostra Gallura in questo caso, il nostro paese collinare di monti, un paese molto vocato per la viticoltura, per cui sicuramente anche grazie attraverso questi riconoscimenti importanti di qualità riusciamo a divulgare la nostra terra, il nostro, nel mondo, quindi un contributo anche in questo senso che ci fa onore e ci fa molto piacere. Quest'anno ci sono stati dei numeri pazzeschi in fiera, ma soprattutto la ripresa delle degustazioni è stata fondamentale. Sì, sono state delle giornate assolutamente interessanti con grandi opportunità di business, abbiamo avuto tantissime visite con i top buyers nazionali e internazionali oltre che ovviamente le degustazioni con diversi eventi, appuntamenti, workshop, wine lovers, appassionati e quindi sì, c'è molto interesse, questo insomma è molto importante perché significa che in questo caso il mondo enoico, la cultura del vino diventa sempre più importante e sempre più attrattiva. Sveliamo qualcosa di nuovo ai nostri telespettatori. Oggi non c'è il patron della cantina, c'è Angelica alle nostre spalle che con lo staff sta preparando le degustazioni a chi si avvicina. Antonio non è con noi oggi perché è in Gallura a preparare una sorpresa che ci svelerete più avanti.
Sì, il nostro padre Tonino è sempre il principale protagonista sicuramente della produzione e quindi diciamo che il merito, ecco, anche di tutto questo lavoro, ecco, di tutti questi risultati sicuramente vanno sempre anche alla cura e all'attenzione e all'impegno, sicuramente alla passione che tutti i giorni appunto lui mette nel suo lavoro, ecco. Sì, la sorpresa ci sarà verso settembre-novembre perché stiamo preparando, diciamo, un nuovo prodotto, una novità e sarà molto interessante. Bene, allora in attesa di questa novità, prima di lasciare la cantina Tani, ci teniamo a dire che nella presentazione dell'associazione Epule allo stand istituzionale i pezzi da 90 della viticoltura sarda, anche la cantina Tani ha vinto questo riconoscimento. E allora noi ritorniamo a fare i nostri percorsi, ma soprattutto passeremo presto in Gallura. Perfetto, grazie e vi aspettiamo con piacere, ecco, perché insomma ci farà piacere anche portarvi un po' in giro per la Gallura, questa terra ancora così bella, così diciamo incontaminata, evocata appunto per questo splendido mondo del vino, ecco, quindi sicuramente ci farà molto piacere accogliervi e fare un bel giro, un bel tour insieme, ecco. Il nostro viaggio in questa straordinaria, incredibile edizione 55 del Vinitaly di Verona ci porta a Cabras, la cantina più longeva della Sardegna, 1898, cantina Contini, Alessandro Contini, quarta generazione. Quarta generazione, hai ragione. Siamo qui in un Vinitaly che si è basato sul business, l'innovazione, ma in realtà dopo 2 anni di regole dovute alla pandemia, quest'anno liberi tutti. Liberi tutti, quest'anno dopo, come dicevi tu, 2 anni di pandemia, l'anno scorso quindi il Vinitaly dopo 2 anni c'era un po' di assenza degli stranieri, quindi quest'anno c'è un grande ritorno degli stranieri, quindi grandi contatti, soprattutto tantissima gente, quindi si è tornato ai livelli di pre-Covid. Alessandro, poi conosceremo gli altri protagonisti della cantina per quanto riguarda il green, il biologico e quello che è il vostro brand ambassador. Avete avuto anche una ristrutturazione importante che vi ha permesso di accogliere tutto quello che è internazionale. Assolutamente sì, in azienda c'è stata una grande ristrutturazione, un progetto nato nel 2019, quindi poi è subentrato il Covid, comunque siamo riusciti a portare a termine questa grande ristrutturazione sia dell'azienda sia dei vigneti, quindi soprattutto in prospettiva futura l'accoglienza, l'enoturismo e portare i nostri clienti in azienda è molto importante, quindi poi visto che Cabras è diventato un grande polo attrattivo grazie anche e soprattutto ai nostri beni archeologici, culturali, quindi vediamo Tarro, soprattutto i giganti di Montebrama. L'azienda Contini infatti ha dedicato una linea, interamente una linea ai giganti, quindi giganti rosso, gigante bianco e giganti rosé. Siamo molto legati, l'azienda Contini è un'azienda molto legata al territorio, quindi dire Contini è dire territorio. Un gigante dell'enologia è sicuramente la Vernaccia. Contini nasce da lì ma non si lascia tradire da quella che è la cultura e la tradizione, va nell'innovazione e lo fa a livello internazionale. Assolutamente, Contini è nata oltre 100 anni fa, quindi nel 1898, quindi quest'anno festeggiamo i 125 anni, è nata producendo Vernaccia e con gli anni ha mantenuto inalterato ciò che è storia, ciò che è cultura, ciò che è tradizione, aprendosi al nuovo però non chiudendo il vecchio, quindi Contini e dire Vernaccia e dire Contini. Abbiamo salvato quasi dall'estinzione questo prodotto unico al mondo che io l'ho sempre proposto, che quasi dovrebbe essere un patrimonio dell'UNESCO, avendo ormai ci siamo ridotti a circa 300 ettari, quindi salvandolo dall'estinzione e anche diversificando, spumantizzando la Vernaccia, dimostrando che con l'Uvernaccia si può fare un grande bianco sia d'aperitivo a tutto pasto come il Carmis, come i giganti bianco, quindi Contini Vernaccia e Contini soprattutto anche Niedera, un altro vitigno molto importante per l'azienda, di origine autonoma,
autoctona, di cui esistono circa 150-200 ettari esclusivamente nella zona di Cabras, Riola e Nuracchi, quindi sicuramente puntare sui vitigni autoctoni e puntare soprattutto sulla storia, sulla tradizione e sul territorio. E dopo Alessandro Contini ci ha raggiunto Mauro Contini della famiglia Contini, un'azienda che ha sposato già da diverso tempo il green. Il cambiamento climatico è nelle cronache ormai quotidiane e sicuramente il green è fondamentale per le cantine di nuova generazione. Assolutamente sì, è un obiettivo del presente ma soprattutto del futuro. Noi da diversi anni affrontiamo questa nuova sfida per il futuro, sappiamo che sarà appunto la sfida del futuro. Da parecchio abbiamo una linea in biologico, la linea Mamaioa, che consiste appunto in un vermentino in un canonau, quindi una nuova concezione, anche se poi questo stile di lavoro lo stiamo trasportando anche sugli altri vini. Nessuno ci vieta in futuro di allargare anche la gamma dei nostri vini biologici o eventualmente con altri tipi di lavorazioni. Mauro, dalla sua esperienza, non soltanto da un punto di vista green e biologico, il territorio di Cabras è fondamentale, quasi in modo naturale fa sposare queste connessioni che sono fondamentali per il vino. Assolutamente, noi da sempre lavoriamo in un areale storico molto particolare che è la Valle del Tirso e il Sinis, sono dei territori speciali baciati dal sole, dal vento e dal mare, le condizioni sono perfette per produrre le nostre uve e il discorso sostenibilità è fondamentale. Come dicevo prima, è la sfida del futuro. La sostenibilità ci permetterà di ridurre gli impatti sull'ambiente e tutti i nostri sforzi vanno in questa direzione. Abbiamo visto uno stand Sardegna sold out che ci ha dato la possibilità di usufruire finalmente di questa apertura con le degustazioni. Come sono andate? Ma molto bene, la Sardegna si sta muovendo bene, non solo con la collettiva Sardegna ma anche con le aziende che non sono nella collettiva, organizzando degustazioni e lasciando spazio a nuovi eventi, tra cui anche lo spazio al consorzio. Essendo anche presidente del consorzio tutela della vernaccia, quest'anno siamo riusciti a fare una degustazione, una masterclass per presentare anche la costituzione del nuovo consorzio. La Sardegna sta crescendo sempre di più e siamo contenti. Noi andiamo avanti chiaramente col motto Vernaccia di Oristano, importanti premi sono stati raggiunti dalle cantine sarde, insomma anche noi come Contini abbiamo raggiunto 6 premi importanti. Balleri, lei è abituato a girare il mondo, però quest'anno il Vinitaly vi ha portato 60 paesi, 1000 top buyer, molti dei quali sono passati per gli stand della Sardegna anche dalla vostra postazione. Sì, questo è veramente una grande soddisfazione perché buyer molto importanti da ogni paese del mondo che cercano vermentino, che cercano canonau, che cercano vernaccia. E quindi insomma è stato veramente molto bello accoglierli, i risultati sono molto positivi e ora sta a noi insomma andare in giro e insomma promuovere sempre di più il marchio Sardegna e in questo caso la nostra azienda Contini, ricordo ancora, prima azienda vinicola nata in Sardegna nel 1898. Stand numero 8, un po' come l'infinito, a rappresentare l'infinito mare di Sardegna, territorio della Sardegna, in grande spolvero ma soprattutto in forma. Tantissimi buyer dei 1000 top si sono avvicinati qui, una Sardegna che ha tanto da raccontare. Infatti un'infinita possibilità anche per la Sardegna, per questo mercato che è internazionale. Abbiamo visto 4.000 espositori, abbiamo visto comunque la Sardegna emergere in maniera importante, gli stand della Sardegna penso sia solo una mia opinione, sono i più frequentati, sicuramente per il nostro spirito di accoglienza che ci viene naturale, l'altissima qualità dei prodotti rappresentata qua da oltre 70 aziende, abbiamo una varietà di prodotto esagerata e soprattutto può essere veramente un volano per tutto quello che rappresenta la Sardegna, quindi come turismo, come appartenenza, cosa dire, viva la Sardegna ma soprattutto compriamo prodotti sardi e soprattutto raccontiamoli agli altri così come stiamo facendo qua. Fondamentale l'importanza in questa 55esima edizione di quelle che sono le istituzioni ma soprattutto la presenza. Un Vinitaly che ci vede protagonisti finalmente senza veli.
Assolutamente sì, un numero rilevante di aziende sarde che producono ormai vini di assoluta qualità e che esportano in tutto il mondo. Questa è una grande vetrina che ci consente appunto di far conoscere la Sardegna anche sotto questo aspetto. È il suo primo Vinitaly o c'era già passato? Non è il mio primo Vinitaly. Però questo è il più bello dopo la pandemia? Assolutamente sì, perché finalmente stiamo riprendendo i nostri spazi. Per tornare alla Sardegna, si è sempre parlato di connessioni, si è sempre parlato di collaborazioni, quest'anno sembra che stia funzionando. Assolutamente sì, è in vetrina la Sardegna dei territori, dalla Tregenta al Parteolla, da nord a sud ci sono le eccellenze della nostra terra qui in vetrina per cercare di far sì che possa essere una promozione sia della Sardegna ma anche opportunità occupazionale. Nel lasciarvi al vostro lavoro istituzionale chiedo all'assessore Satta, che passa e ripassa dallo stand Sardegna, lei non si ferma mai? È impossibile che mi possa fermare, ovviamente, perché qui nel padiglione Sardegna e in tutta la fiera abbiamo 112 aziende sarde che vanno rappresentate, ascoltate, sentite e viste. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
La Proloco di Pattada vi aspetta nel suggestivo scenario del Monte Acuto sabato 29 aprile con la nuova edizione di Abuconizzo Sebinu. Dalle 18 le cantine e le case del centro storico vi faranno scoprire i gusti, i profumi, le tradizioni e la cultura dell'ospitalità del tempo passato. Enogastronomia, musica, balli ed esposizioni vi accompagneranno in un viaggio suggestivo nella tradizione sarda. A Pattada il 29 aprile Abuconizzo Sebinu.